Beh, Chino, non farà così. Uno ti dà un parere sopra una cosa. Io ti dissi, ti affissasti con questi capelli a caschetto. Vabbè, a caschino, non è importanza, mi si pilendoso. Sai, ti chiami Ciailla, le va? E qui chi sono mi scuro, ancora mia ogni volta. Lei ci parlo con te. Avanti. A così tampare. Paro guida. E non ne parliamo più. Ma che sta combinando? Paparella! Ehi, ciao Paparella! Cicerone! Ciao Cicerone, che mi dici? Come stai, tutto a posto? E tutto bene, si può dire niente, insomma. Cioè, vi siete ritirati? Da dove? Dove dovevo andare? Fammi capire. Ma mi avevi detto che te ne andavi a Honolulu. A Honolulu. Un mio telecomando senza testa! Ah? Di testa! Gol! Che ha di segnato? Stava a vedere la partita! Ah, ci sta bene. Ciao Paparetto! Ciao, Sì. frate! Roma Prati, lo so, c'è Bravo. bisogno di una mano, ormai Ormai comparai. È recente. fissato Ido con le partite, ah? Chiodo Ma dimmi- fisso, sì. Dimmi una cosa, Pupone, ma tu che fai? Ti ho gli schidini magari tu? Per una partita a pizza e mosce bulletta. Ah, si dice bulletta anche da voi? No, a Colletta! A Colletta mi sono scordata. È morto un signore al 13° piano, una brava persona, 96 anni, era giovane ancora. Come fu? Come fu? Come fu? Cefalù, il signor Cefalù. Ah, Cefalù, no, come fu? No, Ma Cefalù. mi stai venendo per essere a casa, ma eravate affezionati a questa persona. Molto. Senti, posso fare qualcosa io? Posso contribuire a questa bolletta? Chi a questa bolletta? Manna! Ah? Gianna, sua moglie, la signorina Gianna. Oh, ma signorina, la signora! E no, è morto il marito, signorina, è tornata, penso. No, prima era celebre, ora immobile. Che Ora c'è? immobile. Scusa, no, che c'è? E vabbè, signorina? questa. Comunque, se posso fare qualche cosa, dici dammelo. Ah, no. Certo, sì, sicuramente. E vabbè, morto un condomino se ne fa un altro, sai come Hai si ragione. dice? No, però sai perché mi dispiace? Perché penso, se capitasse a me sta cosa. Però purtroppo lei Fatinda non muore mai. Ah? Mai un amore mai. Ma come la mi sembra battuta pronta per sdrammatizzare, sempre, Sì. sempre. Comunque, me la ricanti per favore, un attimino. va? Mai un amore mai. Inglese questa. Comunque in questi giorni ti mando un video per la sponsorizzazione di insieme, 20 secondi, 30 secondi e stiamo in banca, va bene? Va bene, brava, brava. D'accordo. Com'era la canzone? Mai un amore mai. E non fa tempo per lei, sai? Basta. Saluto. Ciao, chiudete il collegamento. E lui, vuoi capire che è Iddo, sì o no? Di essere Iddo, è Iddo. È sempre Iddo mia, che non mi convinci. Niente, fermi, in mezzo alla strada, in mezzo al nulla, non si muove più nessuno. Ma dove state andando tutti? Ma come ci si dice? Suggerimenti per il traffico dei giorni festivi? Se volete, state a casa. Giorni festivi non si esce. Chi camurria. Poi ci sono pure quelli che guidano con la freccia sempre messa. In autostrada la freccia messa, ma runnaglieri, da dove devi uscire? Siamo in autostrada. Camurria la freccia, levate la freccia. Ma come ci si dice? Allora, la soluzione c'è. Quando c'è traffico, mi viene un'idea. Al posto del numero di targa noi dobbiamo mettere il numero del proprio cellulare. Ogni guidatore nella targa ha scritto il proprio cellulare, così io mentre guido e vedo quello davanti che non si muove, leggo il numero di telefono e lo chiamo. Senti, ma sei in macchina lì davanti? Sì. Dove stai? Runnagliere, che stai facendo? Il numero di cellulare al posto della targa e risolviamo. Che si dia? Sbrighiamoci! Mi può pasci. Mi può pasci. Non mi può pasci. La crisi mi viene, la crisi. Ma che ancora non ha chiuso? Finalmente, direttamente cascavo, magari butticata aspettando a lei però, eh? Sì. Allora, sono sempre Stefani, la cugina di Sì, Jonathan, sì, certificazione nazionale di estetista, sempre a disposizione. Mi succede una cosa stamattina, che quindi la crisi mi passa direttamente nel 2001, mi passa questa crisi. Sì. Arrivai a casa
là e c'erano 50 appati in dopo putticato. Sì. Un fedori buriddu non ciuricu, l'acqua da fundare non ci pottinendi, l'aceto di mele non ci pottinendi. Sì, Chiamai io Firaro, ci dissi, sto costo mi la cangiare perché io non è che metto a sgrasciare questa panza. Non si può fare. Sì. Chi mi dissi in prezzo, direttamente rendi la testa mi cascavo, chi duca aveva. Sì. E perciò ho bisogno di Jonathan, mi deve fare un prezzo buono. Sì, ora ci cicchiamo il Ferraro. Perché l'ordine deve dire se viene a matrimonio, il curriculum, se ricevuto. Ma ci sta, non mi scuda mai. Elison, ti stai cercando dopo putticato che fai i fedori buriddu magari tu? Oggi in da pila non ti lavi. Puoi pigliare la cudina. Tutto un pagliazzato, ma chi sta combinando? Papi, la maestra è sempre truccata, pure quando facciamo la DAD. Lo so, ma tu l'hai vista mai alzata? No. E infatti, di sopra è ciuccata, ma di sotto avrà il pigiama. Papà è la didattica a distanza. Buongiorno maestra, buona dad. Io vado nell'altra stanza che sono in smart working. Lascio Greta da sola, tanto è autonoma. Va bene, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. Greta, 4x4. 16. 16, 4x1. 5. 5. Greta, 4x1 fa 5. Ma come mai hai sbagliato una cosa così facile? Papà me l'ha detto. Quindi bambini, quando facciamo l'analisi grammaticale, ricordatevi sempre. E che come oltre faccio a dire passare che mi è un vede? nome comune Come? o di cosa, o di persona Così. o di animale, Così. dobbiamo... Quando tu non sai una cosa, bloccati che io la cerco su Google. In analisi grammaticale cos'è nuovo? Bloccati. Greta, mi senti? Greta, ti vedo Maestra, ferma. l'ho detto. Aggettivo qualificativo. Sento strani rumori. Ma hai problemi con la connessione? No, è papà che sta trapanando il muro. Papà, ti vuole parlare un secondo la maestra. Scusi maestra, ma ero impegnato, stavo lavorando. Ma quando mai? Era sotto la doccia. A questi bambini. Però tu prima sì, poi no, poi ci vuoi dire, poi non ci vuoi dire. Ora lo chiamiamo, vedremo da chi si dice a Matte di chi hanno bisogno, va bene? Vedremo di chi hanno bisogno e tu di conseguenza ti rapi in attività. Chi già? Vedremo chi manca, non è che ti può rapire una cosa che c'è. Chi già? Ah, ma vedi, chi manca? E dove? Ora vediamo qui. Quando manca io? Chi sto sicuro? Salve. Te hai visto? Dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddo e alle mie spalle Marte. Perfetto. Oggi, signori, ci troviamo davanti ad uno dei più grandi ristoranti del pianeta. Vedete una folla oceanica che è in attesa di entrare per il secondo turno del pranzo. E dalla curiosità espressa dai nostri spettatori sulla appunto cucina marziana, oggi vi presento uno dei più famosi piatti reinterpretati da uno chef rinomato del luogo, Bare. Altino Marziello. Ecco, vedete, risalta la predominanza di questo piatto che viene chiamata la famosa ricomposta della saponara. Gli ingredienti fanno soccombere la materia prima, gli spaghetti appunto, con la loro cremosità dei tuorli d'uovo che sono amalgamati con il pecorino marziano ed avvallati da gocce di guanciale stagionato di salnitricce. Ecco come la semplicità sposa a perfezione la nuova visione dell'impiattamento. Se adesso l'operatore è così cortese, vi faccio entrare proprio dentro le cucine, così comprenderemo meglio la loro culinaria e gli strumenti, soprattutto che hanno permesso. Avanti, ora ci siamo andati. Ma dico, ma ogni volta fa la stessa cosa in questo canale. Ah, poi vi disse il tuo piatto. Ma secondo te come si mangia? Con la forchetta o con il cucchiaio?
Ah? Come chiamare? Ah, non ti ci mettere magari tu, non sghizzare, tornavo. Vedi? Ecco, né forchette né cucchiai, come avete appena sentito. Insomma, si tratta, signori, di un metodo chimico che garantisce evoluzioni mai pensate in cucina fino ad ora, nonostante gli sforzi dei famosi competitors italiani, quali le accademie rinomate della Cracco, della Barbieri o della Bastianic e via dicendo. Sono certo che faremo al più presto nostra questa tecnologia e quindi per ora da Marte e Kid è tutto, a voi la linea, prego. Non capisco. Che ti vuoi aprire? Un ristorante c'è, che cosa ti devi aprire? Chi non è Marte? Vedi che fuori che c'è, che ti vuoi aprire? Chioschino? Ma tu sai fare sessa al limone? Lo sapevo. Variti! Scusa il ritardo, Chino. Una bambina aveva scambiato le mie scarpe per un chewing gum. Wow, bello questo posto in cui mi hai portato. Di lusso. Ma pensavo, come faremo noi a sederci per mangiare? Mica possiamo piegarci soli. Senti, prima di venire ho dato un'occhiata al menù. Ho visto che c'è la tartare di salmone, c'è il caviale. Ma per caso gli chef qui sono stellati? Perché io sono Barbie polvere di stelle. Senti, Chino, per conoscerci meglio vorrei chiederti che lavoro fa tuo padre? Oh, il manichino. Avrei dovuto immaginarlo prima. Vuoi sapere che lavoro fa mio padre? Fa il barbiere, è chiaro. Senti, Chino, io e le mie amiche Barbie nel weekend organizziamo una festa in piscina. Ti andrebbe di occuparti del barbecue? Tanto si sa, chi ne ha, chi ne metta.